Buonasera, i titoli con le principali notizie. Vincenzo Agostino, che per 35 anni non ha tagliato la barba in segno di protesta, chiedendo giustizia per il figlio Nino e la moglie uccisi dalla mafia. Il nipote di Michele Greco, il Papa, provava a ricostruire la cupola, la commissione provinciale di Cosa Nostra, sequestrati beni per 1 milione di euro. A Palermo urta accidentalmente la spalla di una ragazza e viene aggredito e picchiato da Baby Gang. Un sedicenne finisce in ospedale con la mandibola fratturata. Scontro a distanza fra il sindaco di Messina, sempre più cauto sul ponte, e il senatore della Lega Germanà esegue quello che dice De Luca. Catania è deciso, piazza Federico di Svevia sarà pedonale. È aperto il cantiere anche per la realizzazione del solarium di Ognina, sarà pronto entro fine di maggio. Donne e salute a Ragusa, un focus sulle patologie neurologiche che colpiscono sempre più persone. Al sud non c'è prevenzione e non ci si cura per ristrettezze economiche. Calcio, disastro Catania, sconfitti anche dal Sorrento, i rossa-azzurri precipitano in piena bagarre play-out, la salvezza passa dalla gara con il Benevento, domani la squadra in ritiro dopo l'allenamento. Buonasera, una verità vicina ma non ancora trovata. Se n'è andato così Vincenzo Agostino, che per 35 anni si è battuto per ottenere giustizia per Nino e la moglie, entrambi uccisi dalla mafia. Oggi la Camera Ardente alla caserma Lungaro, domani i funerali. Marco Gullà. Alla caserma Lungaro di Palermo, dove è stata allestita la Camera Ardente, è una sfilata di personalità e cittadini, tutti a rendere un ultimo saluto a Vincenzo Agostino, padre del figlio Nino, poliziotto cacciatore di latitanti di mafia, ucciso il 5 agosto 1989 insieme alla moglie incinta, simbolo con la sua lunga barba bianca della sete di verità e giustizia, una verità che non è ancora arrivata del tutto. Vincenzo Agostino, uno dei simboli della lotta a Cosa Nostra, è morto ieri, non potendo tagliare la barba perché, anche se vicina, la verità sulla morte di suo figlio non è ancora arrivata. Il mio ricordo è quello di un nonno guerriero, un nonno che non ha mai smesso di lottare fino alla fine e che ho accompagnato in tutta Italia per questo percorso di verità e giustizia e di lotta. Sei stato un padre e un nonno unico, non soltanto per noi figli e nipoti, ma per tutta l'Italia. Hai fatto parlare tantissimo di te per la meravigliosa persona che eri. Lo ha invece detto la figlia di Vincenzo Agostino, alla Lungaro anche tantissimi cittadini. È il minimo che un palermitano poteva fare, ecco. Specialmente chi come me, che è vittima di mafia, capisce i disagi, capisce la giustizia, capisce la legalità, capisce l'ingiustizia anche di avere subito in questi anni tante cose. Domani in cattedrale i funerali. Sequestrati beni per 1 milione al nipote del Papa. Il boss Michele Greco, morto nel 2008, stava ricostruendo la commissione provinciale, la cupola del comando sul territorio di Cosa Nostra. Adelaide Barbagallo. Cosa Nostra cerca nuovi padrini e dopo ogni duro colpo inferto dagli inquirenti anche nuovi equilibri. A Palermo ci stava pensando Leandro Greco a riorganizzare la commissione provinciale di Cosa Nostra, prendendo parte a numerosi incontri con esponenti di vertice di altri mandamenti. Personaggio di spicco è ritenuto il capo del rione palermitano di Ciaculli. Arrestato nel 2018, è figlio di Giuseppe e nipote di Michele Greco, detto il Papa per il ruolo direttivo che ricopriva all'interno dell'organizzazione mafiosa. Oggi molti dei suoi beni sono stati sequestrati, un patrimonio stimato in oltre 1 milione di euro. Colpo su colpo gli inquirenti lavorano ai fianchi le famiglie mafiose, con arresti eccellenti e sequestri che creano scossoni e fibrillazioni all'interno dei clan. La mafia palermitana e più in generale della Sicilia occidentale oggi cerca una nuova guida forte e stabile. Sul fronte orientale, periodo complicato per i cursoti milanesi, Santa Paolo Ercolano, il clan Cappello. La guida deve essere in grado di reggere bene le fila degli affari che si chiamano droga, corruzione, appalti.
L'arresto di Messina Denaro è stato certamente un grande successo per lo Stato, non smette di ripetere il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, ma non ha segnato la fine di Cosa Nostra. Un'organizzazione camaleontica come Messina Denaro, che si scopre avesse pure un profilo Facebook con il nome di Francesco Averna, medico chirurgo, laureato all'Università Bocconi di Milano, single, attraverso il quale contattava donne e con alcune si è perfino incontrato. Un modo per portare avanti la sua latitanza e al tempo stesso vivere alla luce del sole senza destare sospetti. Adesso ad Agrigento, dove il comune è investito ancora una volta da bufera giudiziaria, il Codacons chiede al Ministero dell'Interno lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ci dice tutto Davide Sardo. Ancora una tegola sul comune di Agrigento. Dopo l'arresto per corruzione del capo di gabinetto del sindaco e comandante della polizia locale Gaetano Di Giovanni, su Palazzo dei Giganti si allungano le ombre della recente operazione Pandora della procura di Catania, che ha scoperchiato intrecci politico-mafiosi al comune di Tremestieri, con arresti eccellenti tra politici e professionisti. In manette anche il catanese Paolo Di Loreto, consulente per il piano regolatore generale di Agrigento. Il comune gli ha subito revocato l'incarico. Tra gli indagati c'è anche Maurizio Erbicella, incaricato di occuparsi della VAS, la valutazione ambientale strategica, e pagato 70.000 euro, quanto basta per far proporre al Codacons lo scioglimento del comune di Agrigento per infiltrazioni criminali. Ci sono tutti i prerogativi, ci sono comuni nel palermitano che sono stati sciolti per molto ma molto meno. Noi abbiamo chiesto che venga inviata prima la commissione, adesso chiediamo direttamente lo scioglimento, perché la commissione non c'è bisogno che arriva neppure ad Agrigento, perché basta leggere le carte dei SUV, del provvedimento di arresti a Di Giovanni e del provvedimento di arresti al tecnico di Catania. Basta questo, chiaro a tutti, tranne a qualcuno che ancora continua a rimanere in carica. Domani pomeriggio in piazza Pirandello, di fronte al municipio, è stata organizzata una manifestazione pubblica per la legalità e la trasparenza. Urta una ragazza passeggiando e tanto basta per far scattare il pestaggio. Ennesima aggressione del branco in centro a Palermo. Un sedicenne ora si trova in ospedale con la mandibola fratturata. Manlio Viola. Ancora un'aggressione del branco in centro a Palermo. Stavolta è toccato a un giovanissimo di appena 16 anni essere pestato per futili motivi. È successo la notte fra sabato e domenica davanti al Teatro Massimo. La vittima è ricoverata all'ospedale civico con la mandibola fratturata. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo la prima ricostruzione, il giovane stava passeggiando con un amico quando ha urtato accidentalmente con una spalla un ragazzo che passeggiava con una giovane. È bastata questa sciocchezza per far scattare l'aggressione. Il sedicenne è stato colpito con un pugno in faccia. Mentre era già a terra, altri giovani sono arrivati sul luogo dell'aggressione e hanno infierito con calci e pugni su un malcapitato a terra. Uno degli aggressori, non soddisfatto, ha anche rotto una bottiglia, ma l'arrivo di altri ragazzi che stavano accorrendo in soccorso della vittima ha fatto desistere gli aggressori, che sono fuggiti in direzione di via Ruggero VII. Trasportato in ospedale, al malcapitato è stata certificata la frattura della mandibola, ma anche trovati ematomi sul naso, sulla spalla e sulla nuca. La prognosi è di 15 giorni. In sede di denuncia, il sedicenne ha raccontato ai carabinieri che l'aggressore lo ha anche minacciato in seguito sui social. Partite le opere di ristrutturazione della masseria Vermum Caudo, il bene confiscato alla mafia nel territorio di Polizzi Generosa nel Palermitano, acquisito dalla regione siciliana. La missione 5, coesione e inclusione del PNRR, prevede investimenti a favore di beni confiscati specialmente nel Mezzogiorno. Così la regione si è aggiudicata un finanziamento da oltre 5 milioni di euro. Si fa sempre più rovente lo scontro sul ponte tra il sindaco di Messina, sempre più cauto sull'opera, e la Lega e l'intero centrodestra dall'altro. Francesco Triolo. Federico Accorinti o Federico II? Ma ovviamente non è Federico II il grande, è Federico II De Luca. Da alleati ad avversari è il ponte a dividere il sindaco di Messina Federico Basile e il senatore della Lega Nino Germanà. Una volta festeggiavano insieme le elezioni di Basile, adesso non se le mandano a dire. Il nodo è la posizione di Basile sul ponte, da quando il sindaco ha detto che guarderà prima al bene della comunità, evidenziando le perplessità sulla costruzione dell'opera. Oggi, più che parlare di opere complementari o compensative, si deve parlare di opere preventive, perché è impensabile per chi ha visto il progetto immaginare
fare quello che si è immaginato in un tempo così ristretto. La dobbiamo chiamare Federica Corinti? No, mi dovete chiamare Federico Basile perché sono Federico Basile e come ho sempre fatto, non per slogan elettorali o politici, è la mia esperienza professionale che lo dice, si leggono le carte, si valutano e si comprende come l'idea del ponte, che è un'idea sicuramente importante per uno sviluppo europeo, italiano, mondiale, non può non passare dalle esigenze di una città che non ha bisogno di slogan elettorali ma di cose concrete. Lo scontro dei De Luchiani con la Lega e più in generale con il centrodestra è destinato a farsi sempre più rovente con il passare delle settimane e l'avvicinarsi alle elezioni europee. Oggi pomeriggio l'ultimo confronto con residenti e commercianti. Infine la decisione a Catania, piazza Federico di Svevia sarà area pedonale. Prima però saranno istituiti altri parcheggi e una navetta per arrivare nella zona del Castello Ursino. Adelaide Barbagallo. A Catania l'amministrazione Trantino tira dritto, ascoltando però suggerimenti e proposte di residenti e commercianti. L'area di piazza Federico di Svevia diventerà pedonale, quasi 20 le strade che saranno precluse alle auto. È stato un percorso lungo e difficile da pianificare. L'ultima riunione a Palazzo degli Elefanti ha permesso di chiarire la posizione di tutte le parti. Da un lato il sindaco, deciso ad andare avanti sul liberare dalle auto la zona del Castello Ursino. Dall'altro le resistenze di chi la vive anche per lavoro e chiede servizi per non rendere penalizzante la chiusura. Queste le soluzioni. Alcuni varchi del lato est della piazza resteranno aperti di mattina per garantire l'accesso alla scuola Vespucci, altri lo saranno a tempo. Dalle 20 in poi e per tutta la notte stop totale alle auto. Più volte è stato sollevato il problema dei parcheggi. Su questo punto Trantino ha annunciato la creazione di nuovi stalli, in totale circa 300, istituiti in piazza Borsellino, in via Zurria, in corrispondenza degli Archi della Marina e all'interno dell'autorità portuale. Nelle ore serali AMTS garantirà un servizio navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Ursino, garantendo altri posti per la sosta. Perché tutto questo diventi ufficiale si aspetta adesso una delibera di giunta. Non tutti gli animi sono sereni. Enrico Trantino ha promesso un nuovo incontro a settembre per verificare se le iniziative intraprese hanno bisogno di aggiustamenti. Restiamo a Catania, aperto il cantiere per la realizzazione del solarium di Ognina che manca dal 2019. L'assessore al mare Guzzardi dice contiamo di consegnarlo entro la fine di maggio. Tonino De Mana. La giornata non è delle migliori, tuttavia sono in corso le operazioni per portare il materiale che servirà per costruire il solarium di Ognina. Tornano ad essere 3 i solarium a Catania con il gradito ritorno della piattaforma di fronte al nautico. Tutti, intoppi permettendo, saranno pronti entro maggio, mentre per le spiagge libere l'apertura dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno. L'amministrazione Trantino accelera e, come annunciato dall'assessore al mare Guzzardi in mattinata, è stato aperto il cantiere per realizzare la piattaforma di Ognina. Una gru sta scaricando tonnellate di legname e ferro che poi dovranno essere assemblati. Oggi è la giornata della terra, ma è anche la giornata del solarium. Come da cronogramma abbiamo iniziato i lavori proprio questa mattina, tempo permettendo e imprevisti permettendo siamo in linea con l'apertura per fine maggio, inizio giugno. I catanesi ritrovano un solarium atteso addirittura da 5 anni. Sì, da 5 anni atteso, finalmente i catanesi potranno rivivere quello che è il famoso solarium del nautico. Contemporaneamente verranno realizzati il solarium di Piazza Europa e la passerella per disabili a San Giovanni di Cuti. Intanto è stata avviata la prima pulizia delle spiagge libere della playa. Donne e salute, le patologie neurologiche colpiscono sempre più persone e soprattutto sono le donne che al sud non fanno prevenzione e non si curano per ristrettezze economiche. Veronica Barbarino. Le donne vivono in media più a lungo degli uomini, ma con meno anni vissuti in buona salute e senza limitazioni fisiche. A questo si uniscono i dati che affermano ancora una differenza di longevità femminile notevole tra nord e sud, data da una minore copertura delle politiche di prevenzione e una minore spesa destinata a cure o visite private. La giornata nazionale della salute della donna oggi diventa occasione per sottolineare le differenze di genere in salute. Secondo una statistica, solo l'11% delle donne dichiara di essersi sottoposto a uno screening oncologico nell'ultimo anno e ancora meno, quindi il 5%, ad uno screening che riguarda appunto la ricerca di malattie e infezioni sessualmente trasmissibili.
una delle patologie che incide maggiormente negli anni guadagnati come longevità è la demenza. 2/3 delle persone che ne soffrono sono donne per fattori di rischio genetici. Noi sappiamo che la demenza di Alzheimer è molto più frequente nella donna rispetto all'uomo e non si riesce a capire perché, nel senso abbiamo delle ipotesi sia genetiche ma non solo genetiche, ormonali, delle differenze anatomiche. Il cervello dell'uomo e della donna sono anatomicamente diversi. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire queste disuguaglianze e prioritarie le iniziative per migliorare il sostegno specializzato a questi gruppi di popolazione. Ci fermiamo, una breve pausa, ma poi ci occuperemo dello sport come traino per far crescere il territorio. Lo sport come traino per far crescere il territorio e sostenere le discipline sportive minori. Il brand Funivia dell'Etna abbraccia il progetto di 10 club aderenti all'Associazione Catania Rossa Azzurra e nasce Sport per Catania. L'iniziativa è stata presentata oggi. Sentiamo Eva Spampinato. Non solo un sostegno finanziario, ma una visione più ampia di crescita sociale ed economica per tutto il territorio. Dietro l'hashtag Lo Sport per Catania c'è anche questo, la voglia di aiutare quelli che sono chiamati gli sport minori, pallanuoto, basket, calcio a 5, per citarne solo alcuni, ma che in realtà sono un fiore all'occhiello della città di Catania e ci rappresentano in Italia e in Europa con grandissimi risultati. Un imprenditore investe sullo sport innanzitutto perché ci crede che lo sport sia un momento di aggregazione, di inclusione, è utile anche a livello sociale, può anche togliere qualcuno dalla strada, è un momento anche di formazione caratteriale. Il brand Funivia dell'Etna abbraccia con entusiasmo il progetto di 10 club aderenti all'Associazione Catania Rossa Azzurra che diventano comunità. Per la prima volta un imprenditore privato si pone come collante con un unico fil rouge per sostenere tutti gli sport minori che poi minori non sono. Che noi siamo doppia eccezione, sport minore e femminile. No, siamo ovviamente contenti di far parte di questo grandissimo progetto e speriamo che possa essere l'inizio di una grande idea che possa coinvolgere anche molte più persone e anche molte più società. Meta Catania, Catania Beach Soccer, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli, Calcio a 5, Equipe Orizzonte, Polisportiva Canottieri Catania, Etna Padel e Triathlon Etna Sport saranno sponsorizzate da Funivia dell'Etna su impulso di Catania Rossa Azzurra, un'esperienza di partnership sociale applicata allo sport. Catania Rossa Azzurra è un'associazione socio-culturale e sportiva ricca di ben circa 300 soci. Lo sport non è soltanto gioia per la vittoria o amarezza per la sconfitta, lo sport è anche un fenomeno sociale che può contribuire a valorizzare la città. La Scala dei Turchi nell'Agrigentino è stata inserita tra i 100 geositi più importanti al mondo. Davide Sardo. La Scala dei Turchi di Realmonte, un bene paesaggistico dal valore inestimabile, è adesso un geosito internazionale. La celebre e rinomata scogliera di Marna Bianca è stata inserita tra i 100 geositi più importanti al mondo. L'Italia ha presentato varie candidature e ne sono state scelte solo 2, una delle Dolomiti e l'altra della Scala dei Turchi. Per l'occasione sono stati collocati 2 pannelli esplicativi che descrivono i processi geologici della falesia nell'area dei Belvedere Scala dei Turchi e Monte Rossello lungo la strada provinciale 68. Presenti all'inaugurazione delle tavole descrittive e corredate da illustrazioni e note informative, oltre al sindaco Sabrina Lattuca, il ricercatore scientifico Antonio Caruso. La particolarità di questa successione, che ho studiato per oltre 30 anni, alla fine avrà un riscontro anche potenzialmente turistico per i turisti che arrivano e vogliono anche vedere i panorami geologici, a capire cosa significa quell'affioramento. Noi immaginiamo a dei campus universitari, a dei protocolli con le università, insomma noi immaginiamo per la Scala dei Turchi un futuro dove insieme alla tutela ci sia uno studio e ci sia un vivaio di ragazzi. Adesso il prossimo traguardo sarà comprendere la Scala dei Turchi tra i patrimoni dell'UNESCO ed è già candidata. Calcio con la sconfitta del Catania a Sorrento e domani infatti la squadra dopo l'allenamento andrà in ritiro.
Col Sorrento ennesima sconfitta per il Catania, la 17ª in campionato. I rossazzurri si giocheranno la salvezza e la partecipazione ai play-off negli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Marco Carli. Il solito Catania, è proprio il caso di dirlo, visto il cammino portato avanti nel girone di ritorno, soprattutto in trasferta. La storia si è ripetuta a Potenza col Sorrento, squadra molle, senza voglia ed ennesima sconfitta, con l'aggravante questa volta perché contro c'era un avversario sereno, autore di un buon campionato. La bava alla bocca, in senso sportivo doveva averla il Catania, e invece, come detto, solito film, Zeoli schiera inizialmente una sola punta di Carmine e 2 giocatori alle sue spalle, Zammarini e Marsura. Cianci resta in panchina. Quando vai fuori casa, Pietro è un giocatore importante, però doveva fare un lavoro in fase di non possesso sul play loro, e Zammarini e Marsura potevano farlo. Poi ho messo Pietro, non parlerei del singolo perché poi con Pietro io ho preso 3 gol, dunque poi ne ha fatti 2 lui. Il secondo tempo è dominato dal Sorrento che quasi senza sforzo si porta sul 3-0. Colai sembra ancora di più una scheggia a sinistra contro la difesa lenta del Catania. Gli inserimenti di Loreto prima e di Cucurullo poi portano al 2-0. Gli etnei non hanno reazioni e per Ravasio è un gioco mettere dentro la palla del 3-0 nonostante l'estremo tentativo di Albertoni. Il Catania si ridesta tardivamente nel finale. Cianci in 4 minuti mette a segno 2 gol. Nei 5 di recupero però non ci sono altre occasioni, arriva solo l'espulsione di Marsura. Adesso ci si gioca tutto col Benevento in lotta per il secondo posto. Rossazzurri ancora artefici del proprio destino, la chiosa è di Zeoli. Se non c'è stato neanche questo punto, non c'è stato quello che tutti ci aspettavamo, la situazione non è facile, non è molto delicata, molto delicata. E in vista della decisiva sfida di domenica con il Benevento, il Catania andrà in ritiro da domani pomeriggio al termine dell'allenamento. Con il pareggio 2-2 contro il Potenza, il Messina ottiene la salvezza matematica al triplice fischio e festa grande al Franco Scoglio. Sergio Colosi. Ancora un messinese a segno nella partita decisiva. 2 anni fa Pepperizzo contro il Taranto, la scorsa stagione nei play-out con la Gelbison Nino Ragusa e ieri sera contro il Potenza il giovane Giuseppe Salvo. Il Messina festeggia davanti ai suoi tifosi la terza salvezza consecutiva, mentre i lucani all'ultima giornata contro la Virtus Francavilla saranno padroni del proprio destino. Primo tempo da incubo per i giallorossi. Ragusa e Plesciano ripagano la fiducia di Modica che sbaglia formazione. Potenza in vantaggio con Maddaloni che sfiora anche il raddoppio, lo segue a ruota Caturano. Padroni di casa non pervenuti nella metà campo avversaria. Nella ripresa entrano Rosafio e Giunta, benefici immediati perché l'esterno di proprietà della SPAL confeziona il 10° centro stagionale dell'ex rossoblù e Mausso. Il gol della tranquillità, anche il primo da professionista, è di Salvo, messinese di Villafranca Tirrena, servito da Giunta. Nel finale cambi decisivi anche nel Potenza. Entra Steffè che segna il definitivo 2-2. Prima della festa i tifosi della Curva Sud contestano Sciotto e la sua ennesima gestione societaria approssimativa, mascherata dall'obiettivo conquistato sul campo. Nel recupero spazio per Jacopo Fumagalli, che gioca 1 minuto con papà Ermanno ed entra nella storia del club. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona serata.